Prima giornata di Papa Francesco in Lituania. Il pontefice ha invitato i fedeli a costruire ponti e non muri. Nella cattedrale di Vilnius ha esortato i giovani a non cadere nel labirinto ma a essere in cammino. Momento storico per la Santa Sede. A Pechino è stato firmato l'accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi, l'auspicio che possa contribuire al bene dei cinesi e alla pace nel mondo. In diocesi prosegue il ricordo della visita a Chiavari di San Giovanni Paolo II. L'allora vescovo Monsignor Careggio parla di evento eccezionale custodito nella memoria e nel cuore. Caso Virtus Entella. Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua ha scritto una lettera al ministro Giorgetti per sostenere la riammissione della società biancoceleste in Serie B. Sigilli della magistratura ad un'area del campo sportivo di Leivi interessata alla superficie di copertura degli spogliatoi, al centro i lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2017. Sestri Levante ricorda Giovannino Guareschi con un convegno a 50 anni dalla scomparsa organizzato dall'Associazione Uleudo con il patrocinio dei comuni di Cervia e di Sestri Levante. Chiavari continua la mobilitazione per la riapertura del Teatro Cantero, un concerto per tenere alta l'attenzione delle istituzioni e ribadire la necessità di uno spazio per la cultura nel comprensorio. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura il viaggio che sta compiendo Papa Francesco nei Paesi Baltici. Oggi la prima giornata del Pontefice. In Lituania il Santo Padre nel pomeriggio ha visitato il santuario dedicato alla Madre della Misericordia, dove ha invitato i fedeli a costruire ponti e non muri. Successivamente nella cattedrale di Vilnius l'incontro con i giovani e l'invito a non cadere dentro al labirinto della vita ma essere giovani in cammino. La sintesi nel primo servizio. Il santuario intitolato alla Mater Misericordiae sorge nei pressi della Porta dell'Aurora, che rappresenta tutto ciò che resta delle antiche mura costruite per proteggere la città di Vilnius. Distrutta la città nel 1799, rimase in piedi la porta, dove fin da allora viene collocata l'immagine della Vergine della Misericordia. La visita alla chiesa a lei dedicata è il primo appuntamento di Francesco con i fedeli lituani. Abbiamo costruito troppe fortezze nel nostro passato, ma oggi sentiamo il bisogno di guardarci in faccia e riconoscerci come fratelli, di camminare insieme, scoprendo e sperimentando con gioia e pace il valore della fraternità. Nella cattedrale di Vilnius lo accolgono le testimonianze toccanti di due giovani. Monica, vittima di violenze familiari, di un rapporto difficile col padre, avviata alla fede dalla nonna e legata in modo indissolubile a questo passaggio. Jonas, che 3 volte alla settimana deve sottoporsi a dialisi, vive nella speranza di guarire e sottolinea che a sostenerlo è soprattutto la fiducia in Dio. La vita, afferma il Papa, non è un'opera di teatro o un videogioco. La cosa più pericolosa è confondere il cammino con un labirinto, quel girare a vuoto attraverso la vita su se stessi senza imboccare la strada che conduce avanti. Da qui la vibrante esortazione: non siate giovani del labirinto, dal quale è difficile uscire, ma giovani in cammino. E ora un passo indietro a questa mattina, quando il Papa ha tenuto il suo primo discorso in Lituania rivolto al Presidente della Repubblica e alle autorità del Paese. Francesco ha sottolineato l'importanza del dialogo e del rispetto, segno distintivo del popolo lituano. Ospitare le differenze. È questo il compito affidato da Papa Francesco al popolo lituano. Nel primo discorso ufficiale del suo viaggio apostolico, che lo porterà a visitare le 3 repubbliche baltiche, Francesco ha invitato a percorrere la strada del dialogo, dell'apertura e della comprensione, che possono trasformarsi in ponte di unione tra l'Oriente e l'Occidente europeo e possono contrastare le voci che seminano divisione e contrapposizione, strumentalizzando a volte l'insicurezza e i conflitti. Questo può essere il frutto di una storia matura che come popolo voi offrite alla comunità internazionale e in particolare all'Unione Europea. Voi avete patito sulla vostra pelle i tentativi di imporre un modello unico che annullasse il diverso con la pretesa di credere che i privilegi di pochi stiano al di sopra della dignità degli altri o del bene comune. Si ama tanto più efficacemente il prossimo quanto più si adopera per un bene comune
rispondente anche ai suoi reali bisogni. Papa Francesco è arrivato in Lituania 25 anni dopo Giovanni Paolo II. Dopo la cerimonia di benvenuta all'aeroporto è stato accolto dalla Presidente della Repubblica Lituana. Dopodiché il saluto delle autorità, davanti alle quali il pontefice ha chiesto di guardare ai valori di accoglienza e rispetto anima di queste terre. Vi chiedo di mantenere sempre vivo quanto di più autentico e originale vive in voi e che vi ha permesso di crescere e di non soccombere come nazione. La tolleranza, l'ospitalità, il rispetto e la solidarietà, ha chiesto Francesco. In conclusione si è rivolto ai giovani che incontrerà da lì a breve nella piazza della cattedrale a Vilnius, un popolo in cui i giovani trovano spazio per crescere e lavorare, li aiuterà a sentirsi protagonisti della costruzione del tessuto sociale e comunitario. Questo renderà possibile a tutti di alzare lo sguardo con speranza verso il domani. La Lituania che si sognano si gioca nella costante ricerca di promuovere quelle politiche che incentivino la partecipazione attiva dei più giovani nella società. E proprio durante la visita apostolica del Papa nei Paesi Baltici è giunta la notizia della firma avvenuta oggi a Pechino dell'accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi. L'auspicio è che possa contribuire positivamente alla vita della Chiesa in Cina, al bene dei cinesi e alla pace nel mondo. Sentiamo il segretario di Stato di Sua Santità, Cardinal Pietro Parolin. L'obiettivo della Santa Sede è un obiettivo pastorale, cioè aiutare le chiese locali affinché godano condizioni di maggiore libertà, autonomia e organizzazione, in modo tale che possano dedicarsi alla missione di annunciare il Vangelo e di contribuire allo sviluppo integrale della persona e della società. Per la prima volta, dopo tanti decenni, oggi tutti i vescovi in Cina sono in comunione con il vescovo di Roma. E Papa Francesco, come i suoi immediati predecessori, guarda e si rivolge con particolare attenzione, con particolare cura al popolo cinese. C'è bisogno di unità, c'è bisogno di fiducia e di un nuovo slancio. C'è bisogno di avere pastori buoni che siano riconosciuti dal successore di Pietro e dalle legittime autorità civili del loro paese. E l'accordo si pone proprio in questo orizzonte, uno strumento che speriamo possa aiutare in questo processo con la collaborazione di tutti. Ricordiamo che il viaggio apostolico di Papa Francesco prosegue. Nella giornata di domani le nostre dirette inizieranno alle 8:30 con la Santa Messa, la recita dell'Angelus al Parco di Santa Cosa a Kaunas, poi alle 14 l'incontro con i sacerdoti religiosi nella cattedrale, la sosta in preghiera al monumento delle vittime del ghetto. Alle 16:30 la visita e la preghiera al Museo delle Occupazioni e lotta per la libertà. Tutto naturalmente in diretta su Telepace 1 al canale 15. Ora veniamo in diocesi, sentimenti di affetto e di gioia oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari, dove i parrocchiani si sono stretti attorno a due sacerdoti. Don Enrico Bacigalupo, che dopo 28 anni ha lasciato la guida della parrocchia, a Don Paolo Bacigalupo, che ne ha assunto il testimone. Stiamo vedendo alcune immagini proprio del momento iniziale del rito d'ingresso. La liturgia è stata presieduta dal vescovo Alberto Tanasini. Non sono mancati i momenti di commozione per Don Enrico, sottolineati dalla vicinanza di tante persone che in questi anni hanno intessuto un rapporto col sacerdote. Un regalo speciale è arrivato dalla comunità ucraina che celebra le proprie liturgie nella chiesa delle Clarisse a Chiavari. Al termine del rito d'ingresso il vescovo ha lasciato la sedia al nuovo parroco Don Paolo. Grato per l'accoglienza e il cammino di avvicinamento compiuto in questa comunità nei mesi scorsi, Don Paolo ha preso a spunto l'immagine del seme sparso con abbondanza di generosità da Don Enrico, i cui frutti saranno raccolti nel cammino futuro. Ha quindi ricordato le comunità che lo hanno accompagnato in questi anni, con un particolare legame per la diocesi di Santa Clara a Cuba. Presenti molti sacerdoti, tra cui il savonese Don Michele Farina, che da poco è rientrato dalla missione interdiocesana, con il quale Don Paolo ha condiviso una parte del suo percorso missionario. La festa è poi proseguita in piazza Fenice a Chiavari. Stiamo vedendo alcuni momenti anche dello scambio di doni. Torneremo in maniera più diffusa nei telegiornali di lunedì.
E ora torniamo al ricordo dell'anniversario della storica visita di Papa Giovanni Paolo II a Chiavari, avvenuta 20 anni fa. Questa mattina abbiamo intervistato il vescovo di allora, Monsignor Alberto Maria Careggio, per il quale questo evento fu eccezionale. La Chiesa di Chiavari, ha detto, custodisce nel suo cuore e non solo nella sua memoria il ricordo di quei giorni. Sentiamo. Quali ricordi di 20 anni fa? Beh, insomma, dire quali ricordi sono talmente tanti che non è facile tirarne fuori uno. Il ricordo più bello è l'accoglienza che Chiavari ha riservato al Santo Padre. Oggi dire memoria che questo viaggio, questa visita, diciamo, pastorale sia nella memoria sarebbe dire troppo poco. Devo dire che è del cuore, della gente, nel nostro cuore soprattutto, che abbiamo vissuto in maniera così viva, presente, attiva l'evento insperato da una parte, straordinario dall'altra, tant'è che un giornale americano si domandava che cosa mai ci fosse a Chiavari per avere una visita del Santo Padre. Come sono state le parole per invitare, soprattutto la primissima volta, per invitare il Papa a Chiavari? Ma è stato lui soprattutto a dire che verrò a trovarti, perché le cose si combinarono proprio così, intanto su un sentiero. La nomina di vescovo di Chiavari era già passata attraverso il vaglio dei processi ecclesiastici, ma poi la scelta del posto e la nomina fu diretta del Santo Padre su un sentiero, al che quando mi disse vai avanti, al Papa non si dice di no, subito aggiunse e verrò a trovarti. Ecco, penso che quella sia la prima impressione positiva di questo mio essere qua. E poi certamente a Roma un giorno, anzi continuava sempre a dirmi ma quando mi inviti, e tanto più che poi era già stato lui a farsi avanti. A quel giorno lì mi disse, beh senta Santità, se vuole venire venga quando vuole, non adesso però, a settembre. Allora si combinò in questo modo, ma certo che sono cose incredibili a raccontare, ma sono successe così. La cronaca, uno scontro auto contro moto è avvenuto oggi pomeriggio attorno alle 16 in via San Quirico a Carasco. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 35enne che nell'impatto ha riportato un trauma cranico. Rimasto sempre vigile, all'arrivo dei sanitari è stato disposto il trasferimento del ferito in elicottero all'ospedale San Martino di Genova. E sono stati invece dimessi 2 feriti nel crollo del ponte Morandi a Genova ed un terzo potrà trascorrere il suo primo fine settimana a casa. La buona notizia arriva dalla direzione sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova. Hanno lasciato in via definitiva il reparto di riabilitazione e rieducazione funzionale Eugenio Babini e Natascia Jelina, che stanno facendo rientro nella loro Santa Maria di Capo a Vetere con un mezzo messo a disposizione dal Policlinico. Contestualmente Gianluca Ardini, con il necessario permesso, trascorrerà il suo primo fine settimana a casa per tornare poi in reparto domani sera. Si è svolto questa mattina nell'aula consiliare del comune di Casarza Ligure un incontro tra i rappresentanti delle istituzioni sulla Vertenza Store, l'azienda che produce componenti plastiche, che ha deciso per una ricollocazione dello stabilimento dalla Val Petronio a Casella con il trasferimento dei suoi 50 lavoratori. Erano presenti i comuni di Sestri Levante, Moneglia, Castiglione Chiavarese, alcuni consiglieri regionali, i parlamentari Pastorino e Vattuone e una nutrita rappresentanza di lavoratori. Abbiamo voluto portare all'attenzione della politica locale e nazionale il problema del trasferimento della Storia, ha spiegato il sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro. Questa è un'azienda che funziona e a cui il territorio con i suoi lavoratori ha dato tanto. È giusto che ora l'azienda restituisca alla Val Petronio quello che il nostro territorio le ha dato in questi anni. Tutta la città di Chiavari è al fianco della società Virtus Entella per sostenere la riammissione della squadra nel campionato di Lega Serie B. Oggi il sindaco Marco Di Capo ha scritto una lettera al ministro Giancarlo Giorgetti, sottosegretario con delega allo sport, per sostenere la causa della società biancoceleste. Sentiamo. Anche il sindaco in campo per la Virtus Entella. Sì, noi a Chiavari abbiamo la fortuna di avere tante società dilettantistiche e una società professionistica che è la Virtus Entella.
Il collegio di garanzia del CONI, che è la massima autorità di giustizia in ambito sportivo, ha riammesso l'Entella nella Serie B, però si assiste a un momento, una fase di stallo sia da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio sia da parte della Lega di Serie B, per cui abbiamo sentito il dovere di far sentire la voce di tutta la città per far sì che queste istituzioni si facciano carico di quanto stabilito, per cui io ho scritto una lettera al ministro Giorgetti, che ritengo una persona di cui ho la massima stima, tra l'altro è anche un collega nella libera professione, anche se lui, ed è anche sottosegretario allo sport. Mi auguro che venga fatta chiarezza e che venga tolta tutta questa incertezza, questa lea che coinvolge la Virtus Entella, la società di Chiavari, ma soprattutto quei valori di sport sani di cui abbiamo parlato e che oggi siamo testimonianza qui al centro a Quarona. Ecco, potrà il Ministro in questo caso poter intervenire in questa vicenda che insomma ci tiriamo da questi mesi? Io penso proprio di sì, perché è una questione che io non ho mai visto, che vengano iniziati dei campionati, poi vengano sospese. Ci vuole chiarezza, bisogna mettere da parte antipatie, lotte di potere, valgono i principi. Se una determinata squadra in un campionato ha commesso dei reati, le sanzioni devono riferirsi a quel campionato. Non è ammissibile che, come è stato deciso, che poi dagli organi precedenti, che vengano inflitte le sanzioni negli anni successivi, peraltro una società fallita per cui non potrà neanche scontare. I carabinieri di Chiavari hanno posto sotto sequestro un'area del complesso sportivo di San Bartolomeo a Leivi. Nei prossimi giorni verranno effettuate delle verifiche tecniche per stabilire la conformità di alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2017. Nessun problema di sicurezza, ha spiegato il sindaco Centanaro. Il punto nel servizio. Sono i lavori di rifacimento delle caditoie e delle tombinature eseguite nel 2017 sulla copertura dell'edificio degli spogliatoi del campo sportivo di San Bartolomeo a Leivi ad essere finiti sotto la lente della magistratura di Genova, che ha disposto il sequestro preventivo dell'area interessata. In queste ore i carabinieri della compagnia di Chiavari hanno apposto i sigilli e delimitato l'area in attesa che una verifica tecnica più approfondita faccia luce sulla questione. Al centro della vicenda gli interventi eseguiti lo scorso anno da una ditta a cui l'ufficio tecnico del comune di Leivi ha affidato l'appalto per la sistemazione della superficie calpestabile sopra i locali spogliatoio. Un intervento che prevedeva una spesa di 40.000 euro e che non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, situazione per cui lo stesso comune, dopo un sopralluogo fatto dal sindaco e da alcuni consiglieri nei mesi scorsi, ha chiesto indietro alla stessa ditta esecutrice la somma di 10.000 euro quale rimborso. Sarà adesso la magistratura a stabilire la fondatezza della richiesta. Sotto l'attenzione della giustizia, dunque, non la procedura di appalto dell'ufficio tecnico comunale, quanto la conformità dei lavori eseguiti e le eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto controllare e non lo ha fatto. Per fare questo è stato necessario interdire l'accesso all'area per fare in modo che nuovi interventi, peraltro già previsti, possano modificare lo stato delle cose. Voglio subito rassicurare che non si tratta di problemi di sicurezza o di staticità delle strutture, ha spiegato il sindaco Vittorio Centanaro. Nel corso di un sopralluogo effettuato nei mesi scorsi abbiamo effettivamente riscontrato che i lavori non sono stati fatti nella maniera corretta. Per questo abbiamo chiesto un rimborso all'impresa che li ha eseguiti. La procedura di verifica della Procura dovrebbe svolgersi in breve tempo, in modo da permettere la partenza di altri interventi di riqualificazione dell'area sportiva leivese. Grazie agli spazi finanziari messi a disposizione dallo sblocco del patto di stabilità, spiega ancora il sindaco, il comune di Leivi ha a disposizione 300.000 euro, da spendere però entro la fine del 2018. Con queste risorse abbiamo intenzione di mettere mano anche alla palestra comunale, per la quale è previsto il rifacimento della pavimentazione e dell'impianto di riscaldamento, ha concluso il sindaco Centanaro. Una ragazza è stata investita da un'autovettura questa mattina in via Franceschi a Chiavari. La donna di circa 20 anni è stata colpita dal mezzo mentre attraversava, riportando lievi traumi e dolori diffusi. Il fatto è avvenuto attorno alle 8:15 e la strada è rimasta bloccata per un breve lasso di tempo. La giovane è stata trasportata in codice giallo a Lavagna. Partiranno lunedì prossimo gli interventi di potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche nella zona di via Fiume a Chiavari. Sarà realizzata una nuova canalizzazione da via Descalzi sino all'incrocio con Corso Genova, lunga circa 100 metri, completa di pozzetti e caditoie per consentire il deflusso agevolato delle acque in un tratto che risulta essere compromesso. Il cantiere sarà localizzato ed occuperà la corsia più a ponente di via Fiume. Lunedì mattina la polizia locale procederà con lo sgombero dell'area
dell'area, avvisando gli automobilisti tramite apposita cartellonistica. Il comitato Giù le mani dal fiume Entella ha fatto un sit-in sulle sponde del torrente lato Lavagna. I membri chiedono la messa in sicurezza delle sponde dopo il crollo seguito alla piena del 2014. Sentiamo. Si sono riuniti questa mattina, lungo le sponde del fiume Entella, lato Lavagna, i membri del comitato Giù le mani dal fiume Entella. Lo scopo era fare il punto sullo stato di salute delle sponde, gravemente danneggiate in seguito alle frane avvenute con la piena del 2014 e non ancora sistemate. In particolare la situazione delle sponde crollate a seguito della piena del fiume del 2014 e rispetto al quale non è stato fatto ancora nulla. Oltretutto noi rileviamo, ma come è noto peraltro, è già detto in svariate circostanze, anche il collettore fognario che da San Salvatore giunge al depuratore di Lavagna è interessato da questo crollo, nel senso che parte di questo tubo è scoperto. È evidente che se dovesse ripetersi un evento del genere e rompersi questo tubo, le conseguenze sono solo immaginabili, quali potrebbero essere. Quali risposte avete ricevuto dall'amministrazione? Il punto è che abbiamo fatto adesso un breve excursus di quello che è successo, o meglio non è ancora successo nei fatti, ma nelle carte, e rispetto al quale peraltro era già stato approvato un progetto addirittura nel luglio 2015, poi la cosa è stata dibattuta con Regione ancora sul finire dello scorso anno, ma ad oggi l'opera è ancora da realizzarsi e il fatto è che avvicinandosi al momento in cui sono più frequenti i fenomeni atmosferici abbiamo fatto questo sit-in appunto per rimarcare la situazione in atto. A Sestri Levante si è svolta una giornata commemorativa di Giovannino Guareschi nel 50° dalla morte. L'iniziativa, partita dall'Associazione Culturale Oleudo, ha visto diverse testimonianze. Sentiamo. Anno 2018, Giovannino Guareschi e le sue ricorrenze. È il convegno che è stato organizzato dall'Associazione Oleudo per celebrare i 110 anni della nascita e i 50 dalla morte di Guareschi. Si è svolto nella sala Carlo Bo di Sestri Levante, con Francesco De Nicola che ha coordinato gli interventi di Paolo Pulina, Alberto Pilandri, Claudio Bertieri e Giuditta Valle. Durante il pomeriggio hanno poi parlato Enrico Rovegno e Marcello Vaglio, prima della proiezione del film di Guareschi, La rabbia. Guareschi è mancato 50 anni fa, quindi è un'occasione questa ricorrenza per riproporlo, per ricordarlo e per cercare di approfondire alcuni aspetti della sua opera che è molto ampia, che spazia ovviamente dalla letteratura, al cinema, al fumetto, al giornalismo, e quindi è un autore eclettico che è opportuno dunque che venga sempre più approfondito, sempre più tenuto presente ai lettori. Guareschi è stato un autore sincero, diretto, che non giocava mai sull'equivoco. Uomo libero che scriveva senza condizionamenti politici, devoto alla narrazione del mondo piccolo, inteso come la realtà italiana del dopoguerra. Un'integrità ed una schiettezza che lo hanno portato ad alterne fortune. È un autore molto letto e non riconosciuto dalla critica, e questo è l'aspetto più curioso di Guareschi. Milioni di suoi libri venduti nel mondo, tradotti, eppure nei dizionari italiani, nelle enciclopedie italiane degli autori figura quasi mai, oppure con poche righe. Perché? Perché è un narratore popolare e soprattutto un giornalista. Racconta come un giornalista, e quando descrive il mondo piccolo di Don Camillo e Peppone lo descrive come un grande giornalista. Infatti guardi, la stima maggiore l'aveva Enzo Biagi nei suoi confronti, che diceva, è molto bella la definizione che dava Biagi, diceva: Guareschi è un anarchico sentimentale. E parliamo ora di un altro giornalista che è stato insignito questa mattina di un titolo particolare. A Villo Durazzo il sindaco Paolo Donadoni ha nominato Giorgio Piola ambasciatore di Santa Margherita Ligure nel mondo. Vediamo questa foto. Piola, tecnogiornalista sanmargheritese, vanta una carriera cinquantennale nella Formula 1. Questa mattina è la cerimonia di conferimento di questa carica.
Prosegue l'impegno del Comitato Amici del Cantero per sostenere la riapertura della storico edificio chiavarese e soprattutto per sostenere la necessità da parte del Tigullio di uno spazio per eventi culturali come il Teatro Cantero. Di recente è stato organizzato un concerto. Non si ferma l'impegno del territorio per arrivare ad una riapertura del Teatro Cantero. Su questo si erano mosse anche le istituzioni un po' di tempo fa. Ci sono notizie sull'esito comunque di questo percorso iniziato a livello istituzionale? Come cittadini non sappiamo nulla di questo tavolo, ovviamente. Quello che, ripeto, ci auspichiamo è che tra comune e proprietà, amministrazioni, anche eventualmente anche la regione, so che un po' di tempo fa si era anche impegnato il ministro della cultura del passato governo, ma io spero che questa cosa continui. Pensiamo e crediamo che la strada sia quella della fondazione, per dare anche, insomma, a questa città anche un'occasione importante di cultura e di spazio culturale, perché effettivamente Chiavari, anche il Tigullio, non è che abbondi di spazi culturali. Qui ci vuole appunto una bella mobilitazione, diciamo, dei cittadini, delle associazioni, del comune, per far sì che tanto quelle prime spese, che non credo che siano eccessive, di renderlo almeno aperta al pubblico per quanto riguarda la sicurezza dell'impianto elettrico e dei servizi, e poi basterebbe fare 10 programmazioni annuali di un certo livello, in modo, insomma, credo che il comprensorio possa mantenere questa istituzione, che certamente non vogliamo parlare né di utile, però perlomeno di contenere le spese. Anche perché il territorio ha bisogno di spazi culturali. Voi ne sapete qualcosa con la rassegna dialettale che quest'anno ha traslocato? Il Cantero è uno spazio di cui c'è bisogno. Ma certamente è una sala congressi, serve per mille iniziative, dalle scuole alla danza, e perché no anche per il teatro dialettale, no? Ha una capienza tale che si può fare anche delle cose di un certo livello. Vediamo ora alcuni appuntamenti diocesani. Domani Monsignor Alberto Tanasini sarà all'Istituto delle Suore Benedettine di Rapallo per celebrare il 70° anniversario di vestizioni di Suor Maura. La religiosa originaria di Crema risiede nell'Istituto Rapallese da molti anni. Alle 11:30 sarà celebrata la Santa Messa. La parrocchia del Sacro Cuore di Moconesi si appresta a celebrare la festa patronale. Oggi pomeriggio c'è stata la benedizione e l'offerta dei fiori da parte dei bambini. Domani alle 10:30 la Santa Messa sarà presieduta da Monsignor Francesco Isetti. Alle 17:30 il canto dei Vespri, la benedizione della nuova arca processionale e la processione con la statua votiva del Sacratissimo Cuore di Gesù. La riflessione sarà a cura di Padre Attilio Fabris, monaco diocesano, abate di Sant'Andrea di Borzone. Nella parrocchia di San Maurizio di Monti si celebra il santo titolare. Domani la messa delle 11 sarà presieduta dal parroco. Nel pomeriggio alle 17 l'Eucaristia presieduta da Padre Ignazio dei Padri Somaschi di Genova Nervi. A seguire la processione con l'Arca del Santo. I fuochi d'artificio, che solitamente concludevano le celebrazioni domenicali, saranno anticipati a questa sera a partire dalle ore 22. Ora sfiliamo invece l'agenda di tutti gli altri appuntamenti in calendario per domani, domenica e anche per lunedì. Appuntamenti per domenica 23 settembre, Kikiriki Run delle Due Baie a partire dalle ore 7, l'accoglienza all'Hotel Celeste di Sestri Levante, la partenza per la corsa e camminata alle 8, i percorsi 8 km per i runners e 6 km per i camminatori. Proseguono gli eventi della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Domenica biciclettiamoci con partenza da Riva Trigoso alle 9, da Chiavari alle 10, da Lavagna alle 10:30. Alle 11:30 Sestri Levante premiazione del concorso fotografico Vai sul Sicuro. Alle 10 al porto di La Spezia partirà un'imbarcazione del Consorzio Marittimo Cinque Terre Golfo dei Poeti per condurre i partecipanti all'escursione sull'isola di Palmaria. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Sportiva Mangia Trekking. Seconda giornata della Festa dell'Agricoltura a Santo Stefano d'Aveto. Dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare nel castello la mostra Patate dal Mondo, oltre 200 varietà provenienti da diversi paesi.
Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio, dalle 10 sarà possibile visitare Palazzo Rocca di Mora Borghese di inizio Novecento a Chiavari. Quinta festa dei mestieri antichi e moderni a Favale di Malvaro, dalle 11, gastronomia di un tempo, esposizioni di artisti e artigiani, mercatino, animazione per bambini e musica dal vivo. Giornata della solidarietà all'Anfas di Villa Gimelli a Rapallo, alle 11 l'accoglienza, alle 12 il saluto del presidente Anfas e a seguire la degustazione di focaccia al formaggio. Dalle 14:30 pomeriggio danzante con karaoke. All'Hotel Rosa Bianca sul lungomare di Rapallo dalle 14 sarà possibile approfondire la propria conoscenza su ponti e strade, porti e rotte, cartografie di ieri e di oggi, le vie di comunicazione rapallesi a cura di Alessandra Rotta. Il mulino Rapria di Belpiano di Borzonasca sarà aperto alle visite dalle 15 alle 18. Dalle 15 visite guidate alla sezione archeologica del Musel di Sestri Levante. Saranno illustrati i risultati degli scavi condotti nell'area del Tigullio e relativi alla preistoria. Moneglia sopra le righe dalle 15:30 dal Palazzo Municipale partirà un tour verso il centro del paese per scoprire il borgo dalla storia unica. Alle 16 visita alla Chiavari Liberty partendo dall'ufficio yacht di Via della Cittadella. Nella sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata a Sestri Levante, workshop dedicato alla comicità live e a quella televisiva a cura di Graziano Cutrona. All'Anfiteatro Bindi sul lungomare di Santa Margherita Ligure dalle 16 alle 19, pomeriggio di sport e gioco per bambini dai 5 agli 11 anni organizzato dalla Winner Volley. Alle 17:15 all'Auditorium San Francesco di Chiavari il Teatro Pubblico Ligure rappresenterà Uccidete Socrate, come la democrazia ateniese si liberò di un personaggio scomodo, spettacolo teatrale con Ermanno Bencivenga. Concerto De Coloribus in Anima nella chiesa di San Nicolò a Camogli. Alle 18:30 si esibiranno Chiara Bisso, soprano, Carlo Prunali, baritono, Daniela Piras al flauto e Dennis Ippolito all'organo. Sino al 30 settembre all'antico Castello sul Mare di Rapallo sarà allestita la 46esima mostra internazionale dei cartoonist. Il tema dell'edizione di quest'anno è Chine di guerra, fumetti e conflitti. Gli orari di visita dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. Gli appuntamenti per lunedì 24 settembre. Alle 10:50 nell'aula magna dell'Istituto Gaslini di Genova sarà ospite lo skipper paraplegico Marco Rossato con l'inseparabile amico a quattro zampe Mutley per raccontare la sua storia ai piccoli pazienti dell'ospedale. Alle 21 a Genova, Palazzo Tursi, incontro con il grecista Giorgio Ieranò sul tema Arcipelago, isole e miti del Mare Egeo. E abbiamo un'ultima notizia di cronaca. I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Rapallo hanno denunciato un 53enne residente a Santa Margherita Ligure. L'uomo, a seguito di un controllo a bordo dell'auto sulla quale viaggiava, è stato trovato in possesso di alcuni oggetti occultati sotto il tappeto, tra cui cacciaviti di varie dimensioni e chiave a pappagallo. Siamo così giunti al termine di questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Telepace ritorna lunedì mattina alle 7:30 con il Buongiorno di Teleradio Pace condotto da Marco Revello e alle 12:45 con il TG13. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di serata e buona domenica.